Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la politica. Ci lascia un uomo che ha scritto la storia recente della politica italiana, un pioniere nel campo dei media, in particolare della televisione e della pubblicità. In campo politico ha saputo tessere alleanze del buon governo sia nel nord sia nel centro-sud, lanciando un progetto politico che già nei primi anni 90 ha fornito un preciso referente all'elettorato di centrodestra, di chiara impronta liberista, valorizzando l'iniziativa privata. Lo dice il presidente della Regione del Veneto, ricordando la figura di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, che oggi si è spento all'età di 86 anni. Silvio Berlusconi resterà nella storia imprenditoriale e politica non solo dell'Italia, ma dello scenario internazionale. Un vero e proprio statista che ha dimostrato di amare il proprio paese e di averne saputo interpretare i desideri e tutelare gli interessi. Un visionario, un precursore prima nel mondo dell'economia, poi della televisione e dello sport, riuscendo infine a diventare protagonista assoluto della politica degli ultimi 30 anni. Così Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, ha scritto sui suoi profili social ricordando Silvio Berlusconi. Cambiamo argomento. Intervento dei Vigili del Fuoco di Venezia ieri sera, domenica 11 giugno, intorno alle 22:45 in via Kennedy a Fossalta di Piave, per un incidente stradale tra due autovetture. Soccorsa dalla squadra del distaccamento di San Donà, una persona incastrata tra le lamiere è lì trasportata poi d'urgenza in ospedale. Gli altri occupanti feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del 118. Sul posto i carabinieri per l'accertamento sulle cause del sinistro. L'intervento delle squadre è terminato intorno alle 3 di notte. Ancora cronaca. 3 ragazzi sedicenni sono stati sorpresi dall'apertura delle chiuse sul fiume Brenta. I 3 sono rimasti bloccati sugli scogli a Stra. Sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco intervenuti con l'elicottero Drago 154. È successo domenica 11 giugno nel pomeriggio alle 17:15, mentre i giovani si trovavano nel centro del fiume. Un elisoccorritore si è calato in acqua con il verricello e dopo aver imbragato i 3 ragazzi uno alla volta, li ha issati a bordo dell'elicottero e portati a terra. Era questa la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.